Campo Manin, la Venezia scomparsa. Continuate a percorrere Riva del Carbon fino alla fine e svoltate a sinistra in Calle Cavalli. Proseguite diritti attraversando Campiello della Chiesa e il successivo ramo della Salizzada fino a sbucare in Campo Manin. La visione del vasto campo che vi si aprirà davanti agli occhi è molto diversa da quella che avreste avuto un paio di secoli fa. Sul lato del campo, dove oggi sorge il moderno edificio della Cassa di risparmio di Venezia, avreste ammirato le linee neoclassiche dell'Accademia Aldina, fondata nel 1494 dall'umanista e stampatore veneziano Aldo Manuzio, per promuovere l'edizione e la stampa dei classici greci, latini e italiani. L'Accademia accolse i maggiori umanisti dell'epoca, come Pietro Bembo, Girolamo Fracastoro, Giovan Battista Ramusio. Anche Erasmo da Rotterdam ne fece parte e curò per essa l'edizione dei propri Adagia, stampati da Manuzio nel 1508. In verità l'edificio dell'Accademia sarebbe stato celato al vostro sguardo da quello della chiesa di San Paternian e dal suo antichissimo campanile pentagonale, costruito nel 999. A uno degli angoli del perimetro esterno del monumento dedicato a Daniele Manin, che domina il centro del campo, troverete una lastra di marmo che reca incisa una mappa di come questo luogo apparisse in origine.